Riflettori puntati sulla viabilità, settore in cui il territorio agrigentino certamente non eccelle, anzi sta vivendo un profondo momento di disagio, ma dalla capitale sembrano arrivare notizie confortanti. Ad annunciarle è la CGIL, dopo che una delegazione guidata dal segretario provinciale Massimo Raso ha incontrato l'ingegnere Valerio Mele, direttore regionale dell'ANAS, per quanto riguarda il viadotto Petrulla crollato 3 anni fa, che impedisce il collegamento di Ravanusa, Campobello, Collicata. L'ultimazione dei lavori sarebbe ormai alle porte. La riapertura al traffico, secondo quanto riferito dall'organizzazione sindacale, è prevista entro settembre, così come scatterà il semaforo verde subito dopo le vacanze estive per una parte del viadotto Morandi, quella che collega lo stadio comunale con la via Dante. Per il rimanente tratto del ponte che collega Agrigento con Porto Empedocle occorre invece un intervento rilevante e i tempi non saranno brevi. Poi obiettivo stretto sul cavalcavia Petrusa, abbattuto per ragioni di sicurezza. In particolare abbiamo sostenuto la necessità, spiega Massimo Raso, di superare i disagi, rilanciando la proposta che prevede la collocazione di una rotatoria per consentire a chi proviene da Favara l'attraversamento della statale 640 in direzione Agrigento, ma la soluzione prospettata per il direttore regionale dell'ANAS non sarebbe praticabile. E in tema di viabilità in queste ore tema caldo anche nel centro cittadino ad Agrigento. Ieri ennesima riaccensione del semaforo in piazza Marconi per testare le reazioni del traffico, è stato un nuovo flop per il caos generato. E infine infuriano le polemiche tornate d'attualità dopo la decisione dell'amministrazione comunale di rendere piazza Pirandello completamente isola pedonale e di estendere le limitazioni anche nei dintorni. Pronta la protesta dei commercianti della zona. Il segretario provinciale della UIL Gero Quisto prende posizione. Il sindacalista chiede che l'ordinanza dirigenziale vada rivista perché, sottolinea, si presenta spropositata sia come orari che come perimetro.